È pronta a ripartire la Pigiama Run, la corsa camminata organizzata dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, tutta dedicata ai piccoli malati. Terza edizione a coinvolgere le vie della città di Padova, l'appuntamento è fissato per venerdì 20 settembre alle 19 in Prato della Valle, con apertura delle iscrizioni alle 17. Competizioni per tutti i gusti, ma rigorosamente in pigiama, 9 km per chi ama correre, 6 fattibili anche con il passeggino per chi vuole partecipare, con ospiti d'eccezione Ielio, Mammolo ed Otto. I bambini saranno protagonisti perché saranno i primi destinatari ovviamente di quello che è il risultato di questa bellissima iniziativa. Non saranno presenti perché ovviamente per ragioni intuibili non possono essere presenti, ma saranno rappresentati da dei partner speciali. I bambini ammalati ci seguiranno dall'ospedale dove ci saranno dei robottini collegati con la corsa e vedranno la corsa in maniera tale che parteciperanno anche loro un po' a questa corsa. E allora eccoli questi, i 3 robot che parteciperanno alla corsa con un compito specialissimo, quello di trasferire l'atmosfera direttamente nel reparto di pediatria di Padova, dove molti piccoli si stanno curando. Dalla California arrivano Mammolo ed Otto, tutto made in Italy Ielio, robot pediatrico ben conosciuto dai bambini a cui fa compagnia tutti i lunedì durante dei hospital in pediatria. Ciao Elio, tutto bene? Ok. Fino a qualche giorno fa, Ielio, stretto troppo forte da uno dei suoi grandissimi piccoli amici, aveva un cerotto, ma adesso è tornato in perfetta forma, pronto per correre per i bambini malati la Pigiama Run, i cui ricavati andranno a progetti di accoglienza e supporto ai piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie.